La chiesa di San Michele di Pagana è uno scrigno che si apre al territorio. Lo fa con i suoi tesori, in primis il sagrato recentemente ritrovato, che ha ospitato il concerto del soprano Chiara Bisso e del tenore Massimo Ferri, accompagnati al violino da Andrea Cardinale, al pianoforte da Alessandro Magnasco e al clarinetto da Lorenzo Lanti. È stato questo il secondo di una serie di appuntamenti culturali offerti dalla parrocchia grazie alla disponibilità degli artisti, nati e cresciuti nel Tigullio ma europei per cittadinanza artistica, perché hanno calcato le scene di moltissimi teatri e sale di rilievo internazionale. Uno degli obiettivi di questo ciclo di appuntamenti è quello per sostenere i costi per gli interventi strutturali di cui la Chiesa ha bisogno. I tesori, quelli custoditi all'interno della chiesa parrocchiale, aperta ogni giorno, sia la mattina che al pomeriggio, potranno essere scoperti anche durante la prossima iniziativa, la visita guidata all'edificio sacro condotta da Vittorio Mizzi, storico collaboratore della parrocchia, che si svolgerà sabato 24 agosto con due differenti possibilità di orario, alle 10:30 e alle 17. Ma il tesoro è la comunità stessa che in estate cresce in maniera esponenziale grazie alla presenza fattiva di moltissimi turisti che non solo sono ospiti temporanei, ma diventano parte integrante della comunità. Le iniziative culturali offerte in questo periodo estivo hanno cementato questo legame ormai intessuto da tempo. Un ulteriore luogo di aggregazione e di incontro sarà il giardino attiguo alla Canonica, che è in fase di sistemazione e che al termine della stagione estiva sarà possibile aprire alla comunità per incontri e tempi di condivisione. La presentazione avverrà nella seconda parte del mese di settembre, quando saranno presentati anche i restauri dei 3 dipinti recentemente recuperati.